Buonasera a tutti, visti TV, oggi è il primo del mese Santugaini, 2020 Kimbe, che abbiamo accompagnato il mese dei capitani, come abbiamo entrato il mese nuovo, che abbiamo finito la esta e l'ultima die, una bella esta, a vero, complimenti al Meta, a suo comitato per il suo bello lavoro che fa. Poi vabbè, entriamo diretto a baitare come si presenta Sadie, oye, irimo su, ponemos a scommettere, lo belceriaco, che saluta sempre, e vediamo, appunto, commentiamo un anno, e te die, non sa che toglio in vita. Ecco, andiamo da innanzi e vediamo, ecco qua, questa bella nube che sempre sono a Belline, questa bella Ida che si presenta che in mezzo a questo scucolo, sette con le piccole Roma, la Cramaia Carcauno, la cosa non la metta, tipo zero la questione dei borghi e contro borghi del suo palco, del suo miracolo. Noi siamo una vita, non siamo un borgo sono bello scanto dal vita, ma sono nati due. Inoltre in Sardegna bisogna salvidere, in altri due bisogna sul borgo, se non mantengono come noi non manteniamo salvidere. Bene, un'altra fotografia, un po' cosa corso, ecco qua, e di molti non su Saravallo. Saravallo ieri mercoledì, 23 gradi, temperatura massima, 11 la minima. Sole a mezzodia e poi un pacco popolati, insomma, ma non metta, può aspettare un po' devono aspettare a sabato praticamente. Cioè che per cortesia aperta in luogo speriamo che non guasta sa est. Vediamo Cralgiovia, che 9 gradi, temperatura massima, quindi va poi fritto di oggi che sono 23 e 8 gradi a minima, sole preno tutto salire. Bene, è scritto in stata la Chiesa Miracolo, no, che poi non ho proposto fotografia si sfilata, le persone, e per ritardo non va più ora, ma poi da pubblico tutte, tanno vorrà mostrare pacca fotografia, adesso il ballo che bisogna stato, del carchitenore, ecco, questo sono un gruppo, insomma, che binieri, sì. Come interesse vederne, questa via si è poi filmare, fotografare, casa a Lucca e bene posta, non che la die servizi che non purtroppo non va tapito meglio dello sconvincere a porre bene a Lucca e quindi Canelgai uno che guida la telecamera sono ingannata da San Lucca ed è come interesse vederne l'illuminazione è veramente perfetta. Ecco, diverso il gruppo. Ecco, questo su tenore nostro, tenore Mialino Pera, ecco. E poi noi che abbiamo il ballo del Sole Sabita. La fotografia è un po' commovita, ma la potrà mantenere con le scusta può anche vedere il movimento o del suo gruppo che sta prendendo sul ballo. Ecco qua. No, che sono in esposizione, Virmaso, tutto canto, ecco. Ecco, un'altra posizione e via. Bene, andiamo da innanzi, ho stato sperdito, ho stato attappato, scusate che qualcuno l'ha perdito, sì, lo scherzo che telefono da BCTV, 348 78 150 80 bato. Sono in ocche e vi lo sto ramo diretto, sono un po' capedicato, qualcuno l'ha posto sul piede, però insomma, o pede o non isco, insomma, no. Oh, io che ne ho una cosa tortedda, ma sono gallo buono. Andiamo da innanzi e da l'uvola, e l'uvola bestia motus presenta Emina, concerto per quintetto a voce narrante dedicato alla figura femminile nelle poesie di Montanaro. Anna Maria Deiana voce, Omar Bandino piano, Sebastiano De Sanai contrabbasso,
Carlo Sezzi batteria, Fabio Coronas a chitarra, fiati, percussioni e bandoneon, non riesco a generare bandoneon o bandoneon, Marco Santolier, voce narrante. Lula, piazza Loreto, 4 ottobre 2025, ore 19. Basta le Zappato. E quindi siamo in Cortes aperta, 4 ottobre 2025, ore 19:30, 19:30, scusate, non 19. Benissimo, presentiamo sul numero su miracoli, scusate non l'avevo presentato in Giacomo, che non riusciamo a buscare, che archiviamo, mi sono pure dimenticato de Lupicare, cioè Carletto, che insomma la scorsa idea che ogni tanta, quindi ne so danno toccamento come. Un bello numero, e no che posso anche sulla copertina, e poi viene la copertina del dai secoli, le bestie volontarie del verde, che siano rose o gerani, palme o piante succulente, portano senz'altro bellezza e decoro negli spazi dove vengono curati. Tanto più se si tratta di chiese che sono familiari a tutti i pitesi, merito dell'impegno costante di alcune volontarie che in maniera spontanea hanno adottato il piazzale del miracolo, gli ingressi delle chiese di San Antonio e di San Michele e le fioriere davanti alla cappella del cimitero, spicchi di bellezza di cui chi passa, guarda o prega può beneficiare. Bene, ne siamo scontenti, grazie a questa volontaria, questa è una bella cosa a Biro. Come è una bella cosa, la bandiera Issa Torre, nella torre campanaria di San Giorgio Svento, la bandiera della Palestina, rappresenta un messaggio di pace contro i terribili massacri quotidiani a Gaza. Complimenti a chi ha capito l'idea e ovviamente sicuramente idea o non idea, comunque sia, perché adesso è permesso del soprabano, e complimenti quindi al soprabano chi ha deciso o determinato questa bandiera esposta in Saturne. Questa è una cosa veramente inumana, che si sia una guerra in Umbe, viene distrutta, sente, domo, tutto lo che beste di un popolo, il popolo palestinese, discriminato e su quale è vietato di esistere, di autodeterminare, di diventare Stato, praticamente si conosce destinato a scomparire, poi si riscollire poi la terra e quindi lo scancellare dal suo mondo. Bene, andiamo da innanzi, prima di andare da innanzi una considerazione, intanto non ha ringraziato specialmente Sente Verine da Oras, Vessichesoli specialmente, l'attività delle BCTV, e il solo ringraziamento a tutto quanto, la maggior parte minaraiana, vina Sibinna non contento, Tito Ramos vero grazie, tutto lo chiacchiere e così via, eccetera, eccetera. Los che non sono contento, lascialo sperdere minaraiana. Va bene, ne si schimo spuro che bastante che non è scontenta del BCTV. Quindi, vabbè, te posso hacker, chi non è scontento, minere si può mezzorare, si va qualche cosa che non fanno bene, insomma, oppure si chiede semplicemente che gli ho proprio da capo, cioè che li do a nero. Vabbè, ma questo è un piacere che non li posso hacker, appunto, penso intanto di avere la libertà di decidere se è hacker o non, e poi viene abbastanza assente che preziata a questo tipo di servizi, insomma, che considero io un servizio assolutamente gratis, nessuno deve pagare nulla, l'unico che deve pagare in tempo due denari, e chi è del facendo. E quindi, vabbè, se a qualcuno li do a neo, li peti scusa, li peto, ma lo piacere di tancare non ve lo posso hackere, lo piacere di cambiare qualche cosa. Migliorare, tanto io non sono il tipo che mi offendono per nulla, non mi bisogna offendere manco erisi, che uno tipo di connessa si sposta nell'altro della telecamera,
c'è film a fianco, poi resti spostato, risposti andare innanzi, scusa, ti potete spostare una ventina di centimetri, 30 centimetri a destra o a manca, che besso lucco. Ma nato che non si può spostare, che devi o piccare un cavalletto e posarti, ma nato, vabbè, scusa, la ponato. La prepotenza non serve a nulla, ma per restare in cui, restate in cui, cioè non bel muovito, battapito viene al terrazzente che sta andata a allenare, scusa mica, guarda, per fare che non il servizio possa ida, non bel muovito su matessi. Finché è stannato solo dopo che il gruppo è connessa ha cantato ed è stannata a bovare una piscina, insomma, che non riesco probabilmente disamorata. Bene, andiamo da innanzi, si rende conto che è giusto da contare in modo tale che qualcuno che inizia a saida, insomma, comprenda che questo non è una cosa alta, è una cosa alta portata gente e quindi è giusto pure da rispettare, poi non costa nulla si spostare, l'ha ponato 20-30 centimetri, non tanto, no, non veniva bene, eppure bitti sull'occhio a un'ala e a sacra. Va bene, andiamo da innanzi andiamo a dare Nova, che abbiamo già dato, però siamo contenti della tornare a dare. Provincia ora si parte davvero, quattro presidenti vanno al campo largo, due al centro-destra, a noi su che interessa specialmente Ciccolini in provincia di Nuoro, sindaco di Vista, insomma, ha vinto la selezione e quindi ne siamo contenti. Nuoro, dopo la proclamazione di Ciccolini, 7 seggi al centro-sinistra per Sonia Mele, consensi record. Dopo la proclamazione, lunedì, del sindaco di Biti, Giuseppe Ciccolini, come nuovo presidente della provincia di Nuoro, con 68,07% dei consensi contro il 31,93% di Riccardo Uda, sindaco di Macomer. Sono stati resi noti i nomi dei 10 consiglieri eletti. Il centro-sinistra ottiene 7 seggi. Il centrodestra di Uda vanno 3 seggi. Per il centro-sinistra eletti Sonia Mele, va bene, Franco Solinas, Annalisa Canova, Gianluigi Farris, Lisetta Bidoni, Alessandro Porcu, Gabriella Boeddu, restano fuori Mario Manca, Franco Zedde, Antonello Pilas. Per il centrodestra entrano in consiglio Pierluigi Saiu, Giampaolo Corda, Giorgio Fresu, Giorgio Fresu. Non eletti Francesca De Ambrosis, Ilaria Rosu, Alessia Trogo, Bernardino Luigi Carotti, Giovanni Sideria, Roberta Pava. Benissimo, benissimo. Andiamo da innanzi. E parliamo del Science Time Telescope. Allora, Todde narrata, Todde insomma interrogato su questo argomento, narrata, non riguarda solo l'Olenato, è un'opportunità per lo sviluppo di tutta l'isola. Einstein Telescope al via lo sprint finale, prima cabina di regia sulle iniziative a sostegno della candidatura sarda. Questa cabina di regia pare che sia stato nominato Marras Rosei, allora circa 380 milioni di euro già stanziati dalla regione per l'Einstein Telescope. Svariate iniziative a supporto della candidatura della Sardegna a ospitare il progetto. Tra le altre, l'accordo di cooperazione scientifica sottoscritto con la Spagna nel 2024, la creazione dell'unità di progetto, l'accordo di programma siglato con i partner istituzionali e territoriali, la creazione del comitato promotore con università ed enti di ricerca, poi la promozione internazionale all'Expo di Osaka. Galo, la decisione di aprire un infopoint a Lula e uno spazio espositivo scientifico a Nuoro. Sono le iniziative messe in campo dalla regione e raccontate ieri alla prima riunione della cabina di regia su ET, presente la governatrice Alessandra Todde. Dei 380 milioni, 350 quale quota di compartecipazione con il Ministero dell'Università, 20 per interventi che riguarderanno la
ristrutturazione della diga Minghetti, necessaria per migliorare la gestione delle risorse idriche della zona, e l'adeguamento della strada di accesso al centro ricerche ET su, su El Lab, la sua volta a sua volta cofinanziato dalla regione con altri 10 milioni. Stiamo lavorando alla possibilità di allargare la partecipazione al progetto alla Sassonia e parallelamente continuiamo a costruire il percorso con atti e risorse concrete, ha detto Todde, aprendo i lavori. Al di là dell'esito, che sarà deciso nel 2026, ci sono già numerose iniziative concrete che stanno procedendo sul territorio. Oggi intendiamo definire un metodo di lavoro, condividere informazioni e assicurare che tutti siano consapevoli delle ricadute e delle azioni necessarie per massimizzare questa opportunità nei diversi territori. È importante mettere in comune ciò che è già in corso, i progetti programmati, il loro stato di avanzamento e le aspettative di sviluppo. Va bene, va bene, va bene. Andiamo da innanzi, fai da museattero, vamos, ecco qua, vince il centro-sinistra, ma il voto di Sassari agita le due coalizioni, vabbè, ma polemica di questo. Il voto spromesso non dato, il campo larghissimo a Nuoro, più che doppiato il centro-destra. Ciccolini si impone Suda, ma Saiu narrata accordi di poltrone e potere, dichiarata chi insomma, la attività di chi ha posto in moto Ciccolini, accordi di poltrone e potere, commenta chi lo ratero non si sa, ma te si corre. Ciclone Cleopatra, tutti assolti, un disastro senza colpevoli, le morti di Luca Tanzi a Oliena e di Maria Frigiolini a Torpè restano impunite. E vabbè, insomma, a 12 anni dalla tragedia il processo finisce in una bolla di sapone. No, non comprendo, poi te devono condannare, sente chi non vintra a nulla, insomma. 2 morti, decine di milioni di danni, un processo durato 12 anni e centinaia di migliaia di euro spesi tra perizie, consulenze, documenti e ricostruzioni. E alla fine una sola conclusione: nessun colpevole tra i 58 imputati, solo per l'ex sindaca di Torpè e il suo assessore il reato di omicidio colposo è stato dichiarato prescritto. Si è chiuso così ieri con una settimana di sentenza di assoluzione per tutti gli imputati il maxi processo sull'alluvione provocata dal ciclone Cleopatra che il 18 novembre 2013 colpì la Sardegna senza risparmiare il nuorese con lutti e devastazione. Lusignico, che ha solo condannato. Aiuto. Bene, andiamo da innanzi, biblioteca carceraria a confronto, convegno nazionale alla SATA, 2 giorni di dibattiti tra luci e ombre sulla funzione rieducativa della pena. Giusto, un bello dibattito, questo sicuramente, la presenza delle biblioteche nelle carceri è il tema del convegno che si svolgerà in città il 3 e 4 ottobre, quindi il Gallo de Hackere. Appuntamento previsto alla SATA, il confronto avrà tra gli spunti di interesse il grado di attuazione del protocollo del protocollo in materia, firmato dalle conferenze delle regioni insieme all'Unione delle Province e all'ANCI, con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per potenziare servizi bibliotecari nelle carceri. Una bella cosa. E intanto canto a tenore, organetto e tecnologia nel segno dell'inclusione dei detenuti. Può cercare di non recuperare in qualche maniera musica e solidarietà. La notte dei ricercatori fa tappa nella casa circondariale Vino Rimbizzi, Baiata in Corte Saberta, Trese carcerato, chi insomma posto in attività dall'ex associazione Icaro. Medici di base, firmato l'accordo, ma così moriremo in ambulatorio. Vabbè, dai, aiuto. Sanna,
delle associazioni Meigos, altri sordi e indennità, solo per aumentare il carico di lavoro. Via libera all'integrativo regionale, Bartolazzi, condizioni migliori nel nome di Maddalena Carta. Vabbè. In piazza per uno stipendio più giusto, siamo già danni adesso pubblica amministrazione, enti locali, comparto unico regione, enti locali, in pressing 1500 dipendenti comunali. Comandini, il testo in aula il 7 ottobre, il centrodestra dubbi sulla copertura economica. Cioè, sono arrivati da tutta la Sardegna per rivendicare equiparazione delle loro retribuzioni con quelle dei dipendenti regionali. Circa 1500 manifestanti, per lo più dipendenti degli enti locali, sotto il palazzo del Consiglio regionale, chiamati dalla CGIL, CILSI e UIL per sostenere la proposta di legge che prevede l'attuazione del comparto unico istituendo l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale della regione e degli enti locali. Il testo ha già ottenuto l'ok della Commissione Autonomia, mancava un'integrazione sulla copertura finanziaria arrivata ieri. E quindi è stato appunto. Benessere animale, corso di laurea, i beneficiari della misura 14 sul benessere animale hanno tempo fino a domani per concludere la formazione obbligatoria nella piattaforma telematica Moodle. Il termine scade appunto alle ore 24 del 2 ottobre. Il corso è della durata di 3 ore per ciascuna specie. Richiesta a premio in domanda, quindi 3 ore posso il vecchio, posso ruolo, eccetera, eccetera. Il test è finalizzato a valutare il grado di aggiornamento raggiunto e certificare in parte il rispetto dell'impegno della formazione, quindi basta un test de base, de fine corso, insomma. Caso RVM, riaggiornato il tavolo al Ministero del Made in Italy, questo Made in Italy sono bomba, Made in Italy, veramente è Made in Sardinia, casa RVM est Indomus bomba, cioè ex domus novas. Non possiamo permetterci di perdere un'opportunità di sviluppo, specie in un'area come il Sulcis. Ecco qua, che è suricato, a chi il bomba, che ha bisogno di occupazione e quindi lo occupiamo da che ne bomba. Nuovo incontro a Palazzo Piacentini sul caso RFM Italia, gruppo Rheinmetall, che è appunto tedesco, convocato al termine della scorsa settimana al Minit su proposta del ministro Adolfo Urso, con l'obiettivo di consentire al rappresentante della giunta regionale della Sardegna di illustrare le motivazioni della delibera da loro adottata nei giorni scorsi, con la quale è stato disposto un ulteriore approfondimento sul parere favorevole già rilasciato alle strutture tecniche competenti al termine di un iter durato 3 anni. Cioè questo l'hanno fatto travaglio abusivo, non perché l'hanno demolito e li schierano andare su via a posteriori. Prima imbolare, poi vimos in via. Il procedimento riguarda la valutazione di impatto ambientale relativa ai lavori di ampliamento e abusivi già eseguiti sul sito produttivo. Un progetto che, se sbloccato, consentirebbe all'azienda di stabilizzare, ecco qua, 350 lavoratori ed assumere ulteriori 250, tutto ballas. Vabbè, comunque. Canno si bicreve, si faula. Allora, un altro anno da vivere insieme, riparte la nuova scuola, al via la nona edizione, giornali in classe e speciale inserto scritto dai ragazzi. Questa è la Nuova Sardegna, che a Veritas Spizzinola può scrivere appunto articoli, riflessioni e così via, e che ne poi pubblicata già sul giornale. E poi viene già a fornire il giornale gratis. RVM, governo, aziende e sindacati, cresce il pressing sulla regione. Sono premenne, poi ottenere
Nica poterio questo via, questa bella bomba e la si vede neppure, ne ho chiesto se ne questa bomba. Appena finita la ghetta ne ho chiesto tre belle piscinelle. L'INPS dà i numeri, crescono gli occupati. Presentato il bilancio regionale, la retribuzione dei sardi sotto la media, vabbè. Il presidente del Consiglio di Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha presentato ieri il rendiconto sociale dell'istituto, in pratica un vero e proprio bilancio dell'istituto che fotografa il mondo del lavoro negli ultimi 12 mesi in Sardegna. Dai dati si conferma il calo della popolazione con un saldo demografico di meno 11.592 abitanti, con un contributo molto contenuto dei nuovi immigrati da altri paesi, cioè in effetti sono pochi che arrivano da altri due. Articolato il mercato del lavoro, nel 2024 il saldo assunzioni, cessazioni nella regione è positivo, cioè 2.222,946 non virgola, 2.222.946 200, scusate, 22.946 nuove assunzioni e 214.749 cessazioni, quindi un passaggio a favore. Medici di base, firmato l'accordo, Bartolazzi narra il risultato atteso da 15 anni, Nevisco filming svolta storica, però a servizio che quello dei Meigos, dell'associazione Meigos, narra che praticamente è un incentivo pro puoi morire in servizio. Inflazione, no, autoveloco scatta il censimento nazionale, comuni obbligati a comunicare i dati, restano i nodi sull'omologazione, cioè specialmente il comune di Monastir, che è una rapina legale, cioè un autoveloco sa 131, Carno Monastir non vinto proprio YouTube, non è mica una strada comunale. Parte ufficialmente il censimento degli autovelox installati in Italia. Il Ministro dei Trasporti ha finalmente pubblicato l'atteso decreto più volte sollecitato dal Codacon, che rende operativa la piattaforma telematica attraverso la quale enti locali e forze dell'ordine dovranno comunicare tutti i dettagli circa gli apparecchi di rilevazione della velocità, localizzazione, conformità, modello e omologazione degli autovelox. Un obbligo per le amministrazioni locali, ricorda il Codacon, che avranno ora 60 giorni di tempo per comunicare al MIT, Ministero Infrastrutture e Trasporti, le informazioni richieste. Trump, politica internazionale, Trump dà l'ultimatum ad Hamas. Avete 3 giorni per accettare, ma pressing dei paesi arabi sui palestinesi che ora sarebbero pronti a dire sì. Napo carchi dubbi. Hamas ha 3 o 4 giorni il tempo per accettare il piano di pace per Gaza. L'ultimatum è stato lanciato dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all'indomani della presentazione del documento in 20 punti, accolto positivamente dal premier israeliano Benjamin Netanyahu durante la sua visita alla Casa Bianca. Se Hamas rifiuterà, sperimenterà l'inferno, ha dichiarato Trump, ribadendo il pieno appoggio di Washington a Israele per completare il lavoro di annientamento della minaccia. Marina israeliana vuole arrestare tutti gli attivisti della questa flotilla che sta appunto arrivare a zona di Gaza, occupata da Israele. Israele è pronto a bloccare la flotilla, la flotta umanitaria è nella zona a rischio. L'equipaggio, noi andiamo avanti, giustamente. Hamas incontra Turchia e Qatar. Trump narra a 3 giorni. Ted Donald, sempre Trump,
generali preparatevi alla guerra interna, cioè non è che la chiamato tu canto sul generale se da un luogo che da esatto può preparare con noi la guerra interna, ma interna dite. Poi avvisa gli altri paesi, il nostro arsenale nucleare è pronto. Oh, yeah, yeah. Contro il nemico interno, e chi è i migranti naturalmente, che siano gli immigranti, la criminalità nelle città o la sinistra radicale, gli Stati Uniti devono combattere una vera e propria guerra. Donald Trump ha arringato i circa 800 generali americani arrivati da tutto il mondo nella base di Quantico, avvertito che le priorità delle forze armate con lui sono cambiate. Non è solo la difesa del suo territorio, ma la guerra interna. L'invasione del territorio USA è il problema numero uno, mentre sul fronte estero, oltre a rivendicare di avere messo fine a 7 guerre e forse 8 con Gaza, ha minacciato che l'arsenale nucleare USA è pronto, anche se l'auspicio è di non doverlo mai usare. Anche quella ai confini e nelle città è una guerra, ha detto ad una platea che nelle sue parole è la più silenziosa alla quale si sia mai rivolto. Tutto molto, però chissà i tini pesanne. L'America è sotto invasione dall'interno e non è diversa da un nemico straniero, ma per molti versi è più difficile perché non indossano uniformi. Quando le indossano puoi eliminarle, ha detto il presidente. Ma secondo diversi funzionari che hanno parlato con il Washington Post, i giornali, molti generali sono frustrati dal nuovo corso, compreso il capo di Stato Maggiore congiunto Dan Caine, cioè che è stato ridotto da comandante generale di un esercito potente di Sumunno a praticamente polizia urbana per molti. La riforma del Dipartimento presentata da Pat Hughes su input del commander è miope e potenzialmente irrilevante dato l'approccio altamente personale e talvolta contraddittorio di Donald Trump alla politica estera. Oh, yeah, yeah. La razza del presidente che bana questo americano. Bene, chi costa morfinito questa novela di oggi non diamo l'appuntamento torna a casa. A mentre vedere di Buonatotto dai Visti TV, scusate caldo sul ritardo, ma non più possibile prima.